Proprio mezzanotte. La strada camminavi sola. A casa mia già me ne ero aiuta 3 mesi. È la prima volta. E che faccio? A chi io dico? Sentivo in capo a me la voce dei compagni miei. A chi aspetti? Ti togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Senza voler, camminando, mi trovai in dovica mia. Innanzi all'altare della Madonna delle Rose. L'affrontai così. Che ci fa? Tu sai tutto. Sei pure perché mi trovo in tuo peccato. Che ci fa? Ma essa zitta. Non rispondeva. E a così che fai, ov'è? C'è una balla e più gente ti crede. Sta parlando con te. Risponda! Mia figlia, Sofia. Non ce l'hai? Rimanetta così, ferma. Forse si m'avutava, avrei visto capire dove veniva la voce. A entrare a casa col balcone aperto, dove capri scappa una finestra. Ma pensai, perché proprio a questo momento? Che ne sa la gente dei fatti miei? È stata essa allora. È stata Maronna. Si è vista affrontata tu per tu e ha voluto parlare. Ma allora Maronna, per parlare serve nulla. E quando mi ha detto ti togli il pensiero, è stata pure essa che mi ha detto. Per mettere a prova. E non so se fu io o Maronna delle Rose che facette che capo così. Mia figlia, Sofia. E giurai